Dico anche che ne avevo già parlato con l'assessore Stival fin dalle prime ore e all'assessore toglierò la delega all'immigrazione e la terrò io. Il presidente della regione, Luca Zaia, degrada l'assessore Daniele Stival, che qualche giorno fa aveva espresso un giudizio assai infelice, per non dire offensivo, sul ministro dell'integrazione Cecilia Kyenge. A questo punto penso anche per evitare ogni forma di imbarazzo e strumentalizzazione in qualsiasi senso, in maniera tale che sarà il Presidente direttamente a seguire la partita dell'immigrazione. Certo che qualche leghista fa di tutto per complicare la vita al partito. Ma basterebbe leggere i libri di storia per capire che se non ci fosse sempre un guastafeste magari le cose nella storia sarebbero andate meglio. Niente dimissioni dalla giunta di Palazzo Balbi, quindi, per Daniele Stival, che paga la frase sull'Orango soltanto con un ridimensionamento del suo ruolo. E ciò nonostante la durissima presa di posizione dei vescovi del nord-est, che nelle ultime ore hanno espresso dissenso e stupore per il linguaggio usato proprio dall'assessore regionale Daniele Stival. Denigrare chi riveste un ruolo istituzionale perché ha un altro colore della pelle, ha messo nero su bianco la conferenza episcopale, squalifica semplicemente l'autore di quelle battute, tanto più se poi, per non perdere il posto, si ricorre a scuse tanto poco convincenti. Io non sono musulmano, sono cattolico, le dico che i cattolici conoscono l'istituto del perdono e quando una persona presenta una lettera come quella che è stata presentata, inequivocabile, il perdono gli è dovuto. Errare è umano, perseverare è diabolico. La lettera ci porta all'umanità e non alla diabolicità. Alla fine Luca Zaia ha perdonato il suo assessore più di quanto non abbiano fatto i vescovi, ma la partita politica è tutt'altro che chiusa. Il PD di Palazzo Ferrofini insiste nel chiedere le dimissioni di Stival. Non basta togliere i titoli all'assessore, ha dichiarato il capogruppo del PD Lucio Tiozzo. Porteremo la mozione di sfiducia in aula e lì si andrà alla conta. Noi a testa alta, altri non so.